Quarta puntata di questo nuovo ciclo di Che calcio che fa, è il settimo anno di Che calcio che fa, prima in radio, poi abbiamo avuto una parentesi di una stagione e mezza in TV presso Lombardia TV e adesso siamo qua online sulle pagine Facebook che sono collegate, sono quelle di Che calcio che fa, i miei profili e soprattutto la pagina di Silver Music Radio. Eccola qui, che è silvermusicradio.it ed è una delle prime radio web d'Italia, l'unica che è monitorata da Sound Monitor, dei primi 100, praticamente prime 100 radio FM e web. Quindi ringraziamo sempre questa nostra collaborazione riguardo appunto a Silver Music Radio. Stiamo parlando ovviamente di calcio e dopo la parentesi della nazionale abbiamo avuto altre partite, abbiamo avuto le partite di questo weekend, abbiamo avuto anche i sorteggi per l'accedere, per i playoff, accedere al mondiale. Ne parleremo ovviamente di tutto ciò, anche delle ultimi risultati appunto del weekend calcistico con due amici, ripeto, sono due amici, ma sono due amici artisti o collegati al mondo dell'arte in maniera differente e tutto in linea con la tradizione di Che calcio che fa, che ama trattare il calcio in una forma un po' differente e leggera, e poi al tempo stesso si imparano determinate cose grazie appunto alla collaborazione di questi nostri amici. Allora io inizio a invitare in diretta il nostro caro amico Carlo Cazzaniga, eccolo qua. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti. Ecco, detto cat perché lui taglia il Taglio, legno. Eh? taglio il legno, taglio il legno. Dopo aver tagliato per una vita tutto, dal vetro al metallo, mi sono messo a tagliare il legno. A tagliare il legno per cercare di creare delle suggestioni e in qualche modo stimolare la passione per il calcio, ma non solo per il calcio, anche per tantissime altre cose, i fumetti, i loghi, i brand importanti, insomma è una nuova vita, chiamiamola così, dell'arte del legno, dell'intagliatore del legno, fatto in una forma molto moderna. Dopo ne parleremo, perché nel frattempo scalpita il nostro amico che ce l'abbiamo lì sotto traccia, Richard Mirella, promoter musicale famoso, in questo momento anche purtroppo un po' incavolato perché insomma la situazione pandemica non crea ovviamente delle buone ipotesi. Ciao Richard. Buonasera, dottor Floridia, buonasera, dottor Cazzaniga, Va Sì, bene? effettivamente la situazione pandemica ci sta Creando problemi. creando dei grossi problemi per noi organizzatori di eventi, quindi vabbè, facciamo buon viso a cattiva sorte. Vabbè, Speriamo che, come dicevamo nel 2020, che il 21 sia meglio, speriamo che il 22 sia meglio. Di oppure questo passo arriva. ce la faremo e siamo ancora Sì, qui sì. ad urlarlo. Ecco, vabbè, speriamo bene, dai. Andrà tutto bene, andrà Andrà tutto tutto bene. bene, esatto. Vabbè, arrivato a un certo punto il discorso poteva scivolare in una forma, diciamo, lieve, però io entro subito a gamba tesa perché Richard Milena è uno juventino. Allora preferisco a questo punto iniziare subito perché via il dente via il dolore, giusto Richard, no? Va bene, Va sentiamo bene. questo dente, sentiamo questo dolore, affrontiamo questo Allora, dolore. allora, devo dire la verità che in questo momento storico la Juventus le sta prendendo da tutti, no? Da un certo punto di vista concettuale, però è primi e secondi in classifica nel gironcino Champions, ha già passato il turno da tempo. E esattamente, adesso andiamo a vedere un attimo la classifica, la vediamo qua, è esattamente in settima posizione, ovviamente a 14 punti dalla vetta, sono veramente tanti, dopo aver perso la bellezza di 5 partite su 14 partite effettuate. Non è ovviamente un grandissimo score. I gol che subisce, ne ha subito uno in più rispetto all'Inter che è lì davanti e non segna tanto, quindi ci sono dei problemi da un punto di vista di realizzazione, ma soprattutto una questione legata allo tsunami che ha avuto gli ultimi 3 anni, no? L'avvento di CR7 ha
destabilizzato una continua, chiamiamola così, decantazione di una squadra che nel tempo aveva preso una bellissima forma. È arrivato Cristiano Ronaldo, avete vinto lo stesso, però mi sembra che la situazione, poi c'è stata la pandemia, ovviamente sostenere Cristiano Ronaldo non è semplice dal punto di vista economico, e quindi i parametri zero, giocatori magari non organici al progetto, e quindi vi siete ritrovati in una situazione abbastanza incasinata, e Allegri ne sta pagando le conseguenze. Era giusto secondo te andare a riprendere un allenatore che conosce bene l'ambiente, oppure era giusto andare tipo verso, non so, un Simone Inzaghi, al di là del fatto che è andato all'Inter, cambiare proprio globalmente, totalmente la storia? Ma secondo me Allegri, pur non essendo simpaticissimo, pur non facendo un gioco stellare, un gioco frizzante, non avrebbe dovuto essere lasciato andare via, tanto per cominciare, visto che comunque aveva un contratto abbastanza lungo, poteva essere tenuto. L'arrivo di un allenatore che aveva tutto da verificare perché non aveva certo l'esperienza, non aveva una storia, insomma, non aveva uno storico su cui fare affidamento, è stato così abbastanza destabilizzante. Diciamolo, ha fatto meglio di Allegri in questo momento, ma del resto con una squadra raffazzonata, con una squadra che si è trovata priva del faro Ronaldo, non poteva fare meglio. Del resto anche Ronaldo stesso ha destabilizzato un po' gli equilibri interni. Non è quello che ha fatto la differenza, si vede, anche se alcune partite le ha proprio risolte lui. Però Secondo Ronaldo te, non è... se ci fosse stato ugualmente, come l'avresti visto? Cioè, probabilmente la Juventus sarebbe in una posizione forse migliore, perché qualche invenzione magari poteva venire fuori. Ma abbiamo visto che Ronaldo qualche partita l'ha anche salvata. Ricordo benissimo a Bergamo gli ultimi minuti che ha fatto gol con l'Atalanta quando è entrato dalla panchina e ha, credo, pareggiato, o anche a Sì, Torino addirittura ha vinto. Cioè, qualche partita l'ha anche risolta, come le sta risolvendo adesso al Manchester, come vedi, è un giocatore determinante. È determinante se ha a fianco delle persone che aiutano, se ha a fianco dei giocatori che giocano per lui. Non mi sembra che questo fosse successo precedentemente. È abbastanza anche inviso, non era così, non è mai stato fuso bene all'interno della squadra. Le cose, i risultati li abbiamo visti. Cioè, ecco, del resto senti, Allegri si è trovato lì con una squadra esplosa, praticamente una squadra da rifare da capo, squadra e dirigenza, lo sai bene. beh, la Lì dirigenza non è può tutto da fare più, riformare. ma non può È fare più di tutto, tanto lui a quel punto, dal punto di vista della dirigenza. A proposito no, sto della parlando in dirigenza, generale, la eh, squadra è da rifondare, ma anche la società è da rifondare. Diciamolo han chiaramente, cambiato un po', han ma cambiato, no, ma è arrivato, arriva Andrea, bene. facciamo i nomi, Andrea non è la persona che può far del bene alla Juventus. Con Abbiamo tutto quello visto gli che ha errori, vinto? Con tutto quello ma che ha sì, vinto? ma anche con tutte le figuracce che ha fatto, mettiamole sul piatto, vediamo a livello nazionale e internazionale che peso hanno le figuracce che ha fatto, Bene, vediamole, e allora che sta facendo, fra l'altro, e che sta facendo. Lo Carlo, dico, per il bene della Juventus lo dico, sta facendo delle figuracce. Hai visto, è partito, no? Io non volevo poi esacerbarlo troppo, volevo proprio No, ma diciamo le tranquillizzarlo. cose, perché devo nascondere la testa nella sabbia, te l'ho detto. Esatto, esatto, benissimo, Perché va bene, adesso chiudiamo il capitolo. siamo tra di noi, se nascondi la testa nella sabbia, come dicevo prima, ti resta fuori il cuore, Ecco, capito? va E bene. poi, Senti, nella chat c'è Biagio Castagna, che è il radiocronista del web, che fa le radiocronache su Facebook di solito dell'Inter, quindi si è inserito, e riporto appunto le sue parole. Le minestre riscaldate non portano mai bene. L'errore fu fatto in precedenza quando preferirono Cristiano Ronaldo, quel grande dirigente, di Giuseppe Marotta. Mi sembra no, che ti abbia in qualche modo provocato, ecco.
il tuo pensiero? Marotta era un fior di dirigente, direttore sportivo, perché è venuto all'Inter anche in questa Sì, sì. conduzione durante la pandemia, e la vendita di quei giocatori ha anche ben fatta ricreare uno spirito di squadra con dei giocatori importanti come Dzeko, per esempio, o andare a prendere comunque un profilo futuro, anche se deve ancora crescere, come Dumfries, per esempio, al posto di Hakimi, o lo stesso Çalhanoğlu a parametro zero. Insomma, si è comportato bene. È vero, ha Marotta ragione Biagio? ha anche lui i suoi begli scheletri nell'armadio. Comunque, la parola a Cazzaniga. La parola Non è, Cazzaniga. La non è Se parola proprio me questione. la volete dare, ma io queste cose le valuto dal punto di vista trasversale, no? sì, Poi adesso siamo a metà strada, la Juventus è una di quelle squadre che è sempre abituato a partire in un modo e poi dopo ha sorpreso tutti ed è arrivata, quando gli andava male, secondo o terzo. Quindi, insomma, poi c'è tempo per recuperare. adesso non mi E ricordo più questa, quanti punti sono esattamente, mancano dunque la 15ª giornata, 14, 38, 24, 24 per 3 sono 60, 3 per 4, 12, 72 punti ancora. ecco, quindi pensa un po' quanti ribaltamenti si possono ancora fare, no? Perché poi Certo. può succedere di tutto. Oramai sono anni che quelli che venivano considerati una volta risultati a sorpresa non lo sono nemmeno più, per cui magari la matricola di fondo può fare la sorpresa, perché le qualità comunque tecniche adesso sono un po' in possesso di tutti. Ripeto, parlo da uno che guarda il calcio e lo sport in generale sempre in maniera trasversale. Mi piace sempre cogliere le parti migliori, ecco. Beh, vabbè, tu anche perché poi adesso ci fiondiamo un attimo in ciò che fa appunto, no, Carlo Cazzaniga, e quindi quello di riuscire a recuperare la passione per un momento sportivo, per una squadra di calcio, per un grande calciatore. Questo per ciò che riguarda il calcio, ma anche parlando anche a Rocky Marciano, pugilato, no? C'è il premio con Al l'amico Dario Ritti, ciclismo, al al ciclismo, ciclismo anche, sì, sì, Quindi sì. la cosa più importante è andare perché è chiaro che un artista certe volte va verso il compiacimento di determinate passioni per un pubblico anche di acquirenti, no? Si va incontro in quella direzione. Poi tu sei un artista pop da un certo punto di vista, no? Un artista pop, Aggiungerei romantico, un pop perché mi romantico. piace, ecco, esatto, perché a me piace sempre vedere, io faccio leva su un pregresso di bambino, che è una parte che io non ho mai abbandonato. Tu adesso citavi il pugile come Roque Marciano, il Sì. ciclismo. Adesso nell'ultimo anno ho fatto una serie dedicata al tennis e anche qui sì, è chiaro che ho dovuto fare anche un tributo a qualche campione attuale, però è normale, io sono una classe 64, ho fatto riferimento a quelli che erano i miei personaggi di riferimento, Borgme, Chirò, Panatta, Non li conosco, cer- io ero giovane, è vero? eh, vado lì, poi ogni tanto mi piace divertirmi e fare qualche cosa che uno non si aspetta. C'è stata una serie che io ho dedicato al calcio, tutta rappresentata con gli omini posizionati come nel calcio balilla, dove io ho immaginato li ho rappresentati in una divisa totalmente di fantasia. Io ho sempre visto sponsor di squadre che avevano dei colori sociali che non avevano niente a che vedere con i colori della squadra che andavano a rappresentare e che cozzavano con i colori delle divise. E allora ho immaginato una serie di fantasia dove, guarda caso, i colori della società corrispondevano ai colori del brand che andava a sponsorizzare. Ne ho fatte una ventina, però comunque hanno avuto riscontro. E lì è stato bello perché mi sono divertito a fare delle maglie che
praticamente non esistono. Tu, Fulvio, mi hai invitato a dire, prendine una tanto perché Certo. le tue parole si Così si possono capisce, capire. certo. Esatto, di quello che vi ho appena detto, io ne ho portato qua un esempio. Questa qua è la trasfigurazione della maglia del Bayern Monaco, anzi, facciamo così, no? Con uno sponsor che lo andiamo a cancellare perché altrimenti magari rischiamo qualche cosa. Ecco, però gli ho dato proprio una foggia totalmente diversa e così ho Sì, è fatto delle altre. riconducibile a una famosa bevanda mondiale, Sì, con le internazionale. bollicine anche lei, non diciamo quale, Esatto, però comunque ecco, l'altra. l'altra. No, l'altra. Ecco, nel frattempo Biagio Castagna si è reinserito e dice l'operazione Ronaldo dal punto di vista del merchandising è stata sicuramente la cosa migliore per la Juventus, meno quella sportiva. E adesso attenzione a ciò che l'inchiesta porterà avanti con l'indagine sul Bruce Varenze e poi dice ovviamente saluto i tuoi ospiti. Va bene, salutiamo Biagio Castagna, ormai l'argomento triste della Juventus lo lasciamo da parte per non infliggere diciamo una mestizia No, ulteriore nei confronti di Richard. no, non c'è Parliamo di problema. Io vorrei fare l'avvocato del diavolo perché in questo momento la Juve merita di essere bastonata. vabbè, Com'è ok. andata, com'è andata poi l'operazione merchandising? Lo sai tu? Hai visto le cifre, hai visto le quote? Dicono loro che è andata bene, ma a quanto pare Beh, bisognerebbe vedere. penso in giro per il mondo l'estimatore, poi bisogna vedere perché comunque lui è lui portatore della sua immagine, Esatto, quindi esatto, attenzione, quindi cioè, non è che esatto. ha venduto i diritti ovviamente alla Juventus. Di sicuro forse poteva essere giocata meglio la situazione con Cristiano Ronaldo e probabilmente la pandemia non è stata molto amica, non è stata molto amica del calcio in generale, delle squadre in generale e della Juventus che aveva un fardello ulteriore da pagare mensilmente in più a un giocatore del genere. Però vabbè, sono scelte che si fanno e si possono recuperare. Adesso mi sembra che più o meno sono felici tutti, credo, perché alla fine dopo un giocatore del genere in una squadra di quel tipo incomincia a essere un po' pesante, no? Non è facile sostenere Da giocatori del gestire. genere. Allora andiamo avanti, parlavi di pop romantico, caro Carlo, ma allora a questo punto vi unite in qualche modo perché Richard parlando di musica si parla di pop romantico. C'è il pop romantico ormai è una cosa che rimane nel passato, no? Mentre nel pop, nell'arte, il pop bene o male sopravvive, no? Perché vedo che ci sono ancora artisti pop che si esibiscono. Il pop di adesso è diventata una cosa disastrosa. Parlo da un punto di vista musicale, ovviamente, Richard. Dipende cosa intendi per pop adesso, insomma. Appunto, Tu, non si intende niente adesso. io posso dirti che ho passato tutta notte a guardare il film dei Beatles, Get Back, sul Mamma canale mia. Disney. Ancora Quindi non l'ho vedi, visto. io Bellissimo. sono legato. Ma È però bello? facciamo. Non l'ho ancora visto, è bellissimo. Sì, è bello per gli estimatori come me che Certo, conoscono i personaggi, li vedono, sanno le influenze, sanno certo. che ruolo avevano i vari Dick James, Alan Parson e Sì. George Martin, allora capisci. Ma per uno che non i Beatles li conosce solamente come musica, insomma, dovrebbe essere, penso io, noioso. A me ha stimolato molto perché ho visto delle cose che già conoscevo, ma che però mi hanno confermato in queste 7 ore di visione. È un film, è un documentario tutto sommato Tra bello parentesi, che si conclude con quel concerto famoso sul tetto. The Roof, The Roof. E c'è Ecco. anche però prima il perché, le motivazioni che hanno portato i Beatles ad esibirsi lì e c'è tutta una serie anche di conflitti personali fra di loro che Eh ormai sì, perché era cos'è, 69, erano alla frutta, sì. erano alla frutta ed è stato l'ultimo concerto, credo che abbiano fatto, no? Mi Sì, è sembra. proprio una crociata di chiusura e vedi gli sforzi di Paul McCartney nel tenere assieme almeno quello che resta di quello che hanno fatto finora. È bello, ti Sarebbe, ripeto, è bello per chi stima i vabbè, Beatles, per gli altri non so, potrebbe quindi risultare noioso. vabbè, insomma, quindi per parlare di pop, parlare comunque di beat, parlare eccetera, eccetera, dobbiamo guardare al passato. Insomma, io sono abbastanza sfiduciato da questo punto di vista perché vorrei avere una musica, diciamo, più
innanzitutto suonata bene, perché è la vera cartina tornasole secondo me di un artista, e poi che riesca a trasmettere anche ovviamente dei significati. Invece qua stiamo Sì, andando molto alla deriva, ecco. Fulvio, non facciamo gli eroi dei nostri padri però, perché mio padre, per esempio, non tollerava che io ascoltassi a 12 anni, a 13 anni, i Rox, l'Equipe 84 e questa gente. Non era nella loro età. Anche noi adesso Beh, insomma, abbiamo della musica che non corrisponde al nostro, ovviamente, a noi non piace perché non corrisponde ai nostri, come si chiama, al ai nostro nostri ideale di musica canoni, che ai nostri... avevamo, ai vabbè, ho nostri capito, ideali di musica, però è la musica del giorno d'oggi, dobbiamo darne atto che è la musica del giorno d'oggi. ho Forse capito, vabbè. se avessimo 20 anni o 15 anni adesso apprezzeremmo questa. Purtroppo non l'abbiamo, non l'apprezziamo. Io per primo non l'apprezzo, però la capisco. Capisco i giovani che si affidano a schemi che non sono nostri, sono loro. Non facciamo Vabbè, io, questo io errore. pensavo che ci fosse del merito nelle cose. Kat, c'è merito nella vita in generale, non solo ovviamente nella musica, ma nell'arte, nel calcio stesso. Bisogna continuare a crederci, Eh, questo è indispenabile, perché se uno non ci crede non riesce a alzarsi la mattina e poi è chiaro che ogni tanto bisogna anche andare a ricaricare le batterie. Merito c'è, cioè, gente interessante che si interessa a quello che uno fa, la si trova. Poi chiaramente la società è mista, adesso ci sono tante distrazioni, quindi quello che io vedo è che la gente non fa tempo a percepire una cosa che immediatamente rivolge la sua attenzione a un'altra. Sono delle persone che dichiarano, ti conoscono, ti dichiarano amore, le senti al pomeriggio, non si ricordano nemmeno più del tuo volto. Questo è quello che io riscontro. Io però adesso che sono reduce da una trasferta a Palermo, dove sono andato a vedere l'opera che è stata inserita all'interno del Palermo Museum ne e parleremo dopo. io devo dire che ho trovato gente squisita, che ha capito perfettamente che cosa ho fatto, lo sforzo che ho Certo, c'è un prodotto. discorso ovviamente legato alla passione e alla bravura. Vabbè, insomma, speriamo che sia un momento di passaggio e che venga fuori una nuova onda culturale, ecco. Ma Allora, ogni momento è un momento di passaggio, se la vogliamo vedere. Ogni giorno può succedere qualche cosa che cambia i destini di speriamo. ognuno di noi. Speriamo, va dai, cerchiamo di essere positivi da questo punto di vista. Va bene, allora io parlando appunto di situazioni romantiche, vediamo un attimo un'immagine che è questa, che appunto riguarda gli abbraccio futbolero delle opere appunto di Carlo, ecco, lo vediamo qui appunto con i vari brand che vengono esibiti, e parliamo appunto di un discorso riguardante la passione, e poi andiamo a vedere per esempio altri personaggi come per esempio questo, ecco, vediamo qua Richard Minella Lo conosco. con Rino Gaetano, e qua parliamo sempre di passione perché parliamo di un personaggio molto particolare, purtroppo ci ha lasciato molto presto riguardo appunto alla sua breve percorso terreno in cui ha lasciato delle perle incredibili. Un aneddoto su appunto Rino Gaetano, Richard. No, io l'ho accompagnato per alcune serate come promotore e ricordo una cosa, nonostante quello che dicano le biografie di altri o gli special televisivi, non l'ho mai visto né bere né fare altre pazzie che invece sono citate in special televisivi, in serie televisive. Una persona correttissima, tranquillissima, parlava anche poco fra l'altro e quando parlava a proposito, non Eh, raccontava stupidaggini. direi Sai che anno è quello? 82. Sì, magari. Ah 5 anni no, prima, no, l'82 quando ci ha lasciato, quello che voglio è dire. il 77, vedi un po' quanti anni sono passati. Eh Fai beh, conto? aveva già fatto, Il nostro caro Cat aveva 15 anni, o se aveva, neanche, no, sì, no, aveva 14.
13 anni, cos'è? No, cosa aveva? No, 77 che poi aveva... tra l'altro, io che tra l'altro all'anagrafe faccio Cazzaniga di cognome, no? Cazzaniga, Non te regge Tanzania, più, sì. cioè ce l'abbiamo proprio. non te Ha, reggo più. ha pesato quel tempo per me. Cazzaniga, bellissimo Io questo. aprirei una piccola parente per Fulvio. Dimmi. Tutti gli anni metterei l'Inter di proposito, di default, in testa alla classifica solo per vedere questa faccia distesa, questo sorriso aperto. Guarda, tu Ma io dovevi sono vedere anni sempre fa col sorriso quando aperto. l'Inter non era in quella posizione, com'era scuro, com'era acido. Oggi invece Hai guarda capito? disteso. Quanti Hai denti hai? capito, Carlo? 64, Carlo, hai capito? 64 denti. Hai Cioè, capito, vedi che Carlo, come ha cercato di Di sapevi che aveva difendermi tirarla. attaccando? Hai sapevi capito? che aveva Vabbè. 64 denti Fulvio, guarda, 64 denti c'ha Fulvio, Vabbè, non è un disteso, problema, lo posso anche rimuovere quando voglio, quindi non è un problema disteso, dalla tranquillo, regia. ma sì, va Va bene, va bene. bene, Forse ritorniamo 4 allora un anni. attimo. Penso che Allora, sia 4 anni. hai parlato di Inter, allora a questo punto qua ti tocca, riguardiamo la classifica. Abbiamo un Napoli che appunto ha battuto sonoramente la Lazio mantiene la distanza nei confronti dell'Inter, però ne prende 3 di vantaggio nei confronti del Milan, che invece inusitatamente è stato bloccato in una partita un po' disastrosa dal Sassuolo, e quindi il Milan si fa avvicinare dall'Inter di un punto ad un punto. L'Atalanta sta prendendo un rollino di marcia notevole, la Roma tiene botta, batte il Torino 1-0, la Fiorentina perde gli ultimi minuti contro l'Empoli nel derby toscano, la Juventus perde appunto l'altro giorno ovviamente, e quindi si fa raggiungere anche dal Bologna, che invece va a vincere fuori casa, e il Verona che perde. Quindi poi passiamo alla seconda parte della classifica, con il Sassuolo che risale la prima parte della classifica, con l'Empoli che appunto vince, ed è una squadra che avevamo già anche la puntata precedente parlato in senso positivo, di una squadra che è un po' la sorpresa di questo campionato. Il Sassuolo che sta risalendo un po' la china, era partito un po' male, però tutto sommato è una squadra che dopo De Zerbi sta praticando un calcio divertente. Il Torino ha perso appunto con la Roma, poi abbiamo l'Udinese, la Sampdoria che risale, e poi il Venezia, lo Spezia, e poi le ultime 3 sono il Genoa, Cagliari e la Salernitana, e quindi abbiamo delle situazioni sempre un po' difficili da questo punto di vista. Vediamo un attimo, parlando appunto dei temi iniziali, no? Di chi sta in testa alla classifica. Guardiamo un attimo il dato che a me sconvolge è il Napoli, con i 7 gol subiti in 14 partite. Ed è una cosa incredibile, perché poi è andato a vincere anche sonoramente 4-0 senza Osimhen, che si è fatto male appunto nella partita con l'Inter. Domando a Carlo se questo Napoli in qualche modo è la sorpresa reale in fin dei conti, perché l'anno scorso è imploso, aveva un buonissimo organico, però alla fine non ha fatto più di tanto. È il momento buono per la piazza napoletana con Spalletti in panchina? Perché no? Potrebbe essere. Aveva illuso tutti qualche anno fa perché sembrava avesse le caratteristiche per poter arrivare a fine campionato e vincere e non ce l'ha fatta. Magari quest'anno qualcuno non ci aveva fatto i conti e si ritrova invece a farli. Ecco, Richard, Potrebbe tranquillamente. Questo è un momento strano, è la combinazione di due sconfitte consecutive in Europa e qua, però insomma gli elementi ce li ha per venire fuori. Richard, il trio Napoli, Milan, Inter può essere in qualche modo recuperato da un'Atalanta che sembra un po' più solida adesso, ma anche da altre squadre? O si involano? L'Atalanta, l'Atalanta bisogna dire che l'Atalanta ha sulle spalle il grosso peso della Champions, che sono partite sempre giocate con il coltello fra i denti. Quindi martedì prossimo credo giocherà col Villarreal, ma sì, col Villarreal in casa, ma
deve fare i conti 2 giorni prima o 3 giorni prima, adesso non so se è sabato o domenica, sabato credo, con il Napoli, quindi sarà una partita tutta da giocare, dipende se vorrà vincere col Villareale, quindi terrà a casa o terrà in panchina i giocatori migliori. Il Ecco, prossimo turno, sì, prego, il prego. turno di domani è abbastanza, mi sembra abbastanza facile, sia per l'Inter, per la Juve, per l'Atalanta, sembra abbastanza facile. Sai, sulla carta non c'è, sulla carta è così, poi vedi ieri il Sassuolo che ha battuto in casa la Juventus, a casa loro ha battuto la Juventus. Bene, va Però bene. Allora, eh, siamo arrivati un attimo a metà della puntata. Tra parentesi, avevi dato anche il là per parlare delle prossime partite. Noi le abbiamo qui davanti e le vediamo un attimo così di sfuggita: Atalanta-Venezia, Fiorentina-Sampdoria, Salernitana-Juventus, Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Bologna-Roma, Genoa-Milan, Sassuolo-Napoli, Torino-Empoli e Lazio-Udinese. Ne parleremo più avanti perché siamo arrivati a metà della puntata ed è il momento appunto di guardare un attimo lo spot della Profenic che ci aiuta in questa iniziativa e poi parleremo di una chicca editoriale grazie al nostro amico Carlo Cazzaniga. Ecco, siamo tornati in studio. A questo punto è il momento dell'editoriale, chiamiamolo delle uscite editoriali. Questo grazie alla collaborazione anche per le altre due rassegne che io porto avanti, che sono Equilibri per domani sera al martedì dalle 5 alle 6 del pomeriggio e di giovedì Diretta Libro sempre allo stesso orario. Ringraziamo ovviamente Acquiterme, Crema, Genova Sessi Ponente, Loano, Sessi Levante, Trento e Varazze, che sono i Mondadori Bookstore collegati durante queste dirette, che danno il là ovviamente per poter introdurre il libro a cui ha partecipato come bozzettista, ma dopo anche fine esecutore, ovviamente, che è Carlo Cazzaniga. Il libro è questo, eccolo qua: Aquile, il Palermo, il museo, la storia, la città, ed è scritto da Giovanni Tarantino, giusto, Carlo? Sì, è giusto. Giovanni Tarantino, che è uno storico del calcio, e io avevo avuto occasione di conoscerlo qualche anno fa, in una situazione che era totalmente trasversale a quella che abitualmente frequento. E, hai presente, Fulvio, quelle conoscenze che sembra quasi, rivelano quasi un'amicizia di sempre? Ecco, è scattato subito un interesse Feeling, reciproco, tanto che a lui fu nominato come direttore artistico del nascente Palermo Museum, che è quello che si trova all'interno della sede della Favorita, e aveva raccolto diversi documenti. L'ha fatto diventare un libro che racconta la storia del Palermo Calcio, ed è diventata la guida poi alla fine del Palermo Museum. E lì mi chiese di fare le illustrazioni, mi chiese se me la sentissi, e ci provai, nel senso che poi alla fine io non sono un illustratore, però tutto ciò che faccio nasce da una illustrazione un di bozzetto. dai bozzetti, esatto, che io faccio come facevano le sartine una volta, su carta direttamente, poi dopo le riportano su legno. E da qui, per questo libro, lui mi diede le schede, ci sono 50 personaggi all'interno di questo libro che non necessariamente sono calciatori che hanno giocato, ma c'è il presidente, l'allenatore, l'arbitro che scappò dallo stadio della Favorita su un elicottero perché c'erano dei tumulti sugli spalti. E insomma, fu divertente poi soprattutto fare questo. Ne nacquero 50 illustrazioni, 50 delle quali
ne vennero poi scelte 11 che andarono a comporre un quadro che oggi si trova all'interno del Palermo Museum e di 11 elementi. È un quadro in legno fatto totalmente a traforo che è lungo 2 metri. Che la tua Fa un bel... tecnica, non riesco non so se c'è, no, no, l'hai consegnato dopo il libro, mi sembra. Il libro è stato messo in stampa prima, adesso Eh, la fotografia dell'opera sul libro non è riportata, lì ci sono soltanto i bozzetti. Sul mio sito, sui social miei ci sono tutte le immagini del caso. beh, comunque è molto godibile questo libro perché parla appunto la storia del Palermo, ci sono tantissime immagini della storia, proprio della partenza della No, ma poi squadra. secondo me il sottotitolo è migliore del titolo, perché Sì, in realtà sì, allora la squadra del Palermo fa da sfondo a un sacco di vicende che si sono svolte all'interno di quella città, di personaggi che si sono succeduti. Per assurdo si parte da uno dei fondatori del calcio a Palermo, che era un inglese, perché chiaramente furono gli inglesi a portare come al attraverso il solito, commercio con le ovviamente. navi eh, la- il calcio a Palermo. Prima ancora portarono il cricket, prima ancora del calcio. George Blake, E, questo è George Blake. esatto, esatto, fino ad arrivare anche a Sir Lipton, Sì, esattamente quello del tè, cioè c'è del vero eccolo in qua, tutto quello. eccolo qua. Esatto, esatto, che io lì in quell'occasione l'ho rappresentato con i filtrini del tè appesi alla sbarra dell'asta del calciopallino. Eccolo qua. Va bene, salutiamo Richard Milella perché lo stanno chiamando al telefono, ecco, quindi Grazie a voi, spero di poter vedere qualche opera del nostro amico no, Cato. no, non ti sto Mi ha salutando, incuriosito. non ti sto mica salutando, però vedo che c'è il telefono che sta imperversando, quindi Sì, sì. Vabbè. allora va bene, quindi Ha abbiamo parlato chiuso. del traforo, mi ha portato a ricordi giovanili di quando andavo a scuola che si lavorava col traforo. Eh Per me sì, è vero. è sempre stato un mistero utilizzarlo, a quanto pare. Ma eh, lui ha una tecnica, è una cosa differente, apparecchiature giuste. Sì, sì, eh, io per banalizzare lo chiamo traforo perché è da lì il Non è concetto un che Non è poi traforo. dopo c'è tutto il il resto. vero traforo di noi ragazzini, è un'altra cosa, insomma. Ecco. Beh, mi ricordo, vabbè, non lasciamo perdere questo argomento del traforo della nostra epoca perché non È un finiamo più. lavoro è un lavoro di cesello il traforo, guarda che non è da prendere Lo tutto a so, gas. certo, mi No, ricordo quando si facevano tutti i tagli, alla fine si spaccava anche la lama e quindi era un bel casino. Va bene, allora andiamo avanti invece per ciò che riguarda il calcio e ritorniamo a bomba per quelle che sono invece torniamo al concetto che avevamo settimana scorsa introdotto che riguardava appunto il sorteggio che poi dopo c'è stato venerdì. Effettivamente c'erano le famose teste di serie che le abbiamo viste qua e poi quelle che erano non teste di serie, quindi è successo questo, è accaduto questo abbinamento che vede il Portogallo con la Turchia e l'Italia con la Macedonia del Nord. Chi vince si incontra, di queste 4 ne passa solo una e questi sono i 3 gironcini da 4 perché alla fine su 12 squadre che fanno i playoff ne passano solo 3 ed è effettivamente una cosa abbastanza pericolosa perché l'Italia è già in precedenza con mi sembra la Russia qualche decennio fa o mi ricordo più esattamente in quale occasione fece lo spareggio l'Inghilterra eccetera, quindi alla fine sono partite difficili, in questo caso mi sembra che ci sia un po' di terrore. Qual è il vostro pensiero? Siete agitati in qualche modo? Richard, sei agitato in questo momento, diciamo, Mm, pensando a questi playoff, a queste 2 partite? La prima poi sembra che sia già vinta e invece bisogna fare attenzione. se ci capitava la Macedonia del Sud era già un po' più difficile. Comunque già il fatto che giochiamo con la Macedonia sta a significare, come dicono tutti, che l'Italia è alla frutta, giusto? Ridete, Beh, ridete per piacere, ridete. la E battuta... purtroppo la nazionale riflette quello che
in grande quello che è il gioco italiano, abbastanza così, come si chiama? Senza idee, ecco, chiamiamolo un gioco senza Ecco, idee e abbastanza... del quale io non sono per niente d'accordo, però siccome io sono il conduttore lascio perdere perché altrimenti entreremo in una polemica. Dico solo che Possiamo abbiamo cambiare, vinto i campionati europei qualche mese fa possiamo praticando il cambiare metodo di conduttore, gioco cazzo. degli europei. Diciamo, no, ammetterai che l'Italia non sta attraversando un buon momento nella nazionale e sta quasi a significare quello che pensavo io, che la vittoria al campionato scorso è stata un colpo di fortuna, possiamo chiamarla. Beh, Ci uno sono deve stati vincere. degli episodi che hanno giocato a nostro favore e che in altre occasioni magari giocavano a nostro sfavore. Questa volta sono andati bene, però non possiamo sempre giocare con la fortuna che ci guardi o con... Vabbè, insomma, quando si vince è perché c'è fortuna, quando si perde è tutto meritato, ovviamente. Vabbè, E insomma, non sono quando d'accordo vince ai riguardo a rigori è questo. una lotteria vincere ai rigori, non è che Sì, ha vinto certo, il rigore, sai che ha siamo vinto usciti, ha vinto il scusami, campionato. siamo usciti, abbiamo perso 3 volte, 90, 94 e 98 ai rigori. 3 campionati del Incredibile. mondo, abbiamo perso una finale nel 94, una semifinale nel 90, una semifinale nel 98. Quindi vedi Potevamo, che non no, sempre vince il migliore ai rigori, ma vince il più fortunato in questo caso. vince chi è più bravo e freddo in quel momento lì. Vabbè, ok. Vabbè. Non siamo d'accordo riguardo a questo. Sentiamo invece Carlo il suo pensiero. Ma la Macedonia non la conosco, però questo potrebbe nascondere come posso dire, l'incognita di giocatori che potrebbero avere dei guizzi imprevisti perché non sono studiati. Più difficile sarà il secondo incontro. Se ci Non arriviamo. lo so, Se ci esatto, arriviamo. allora, la sensazione che io ho è che, ve la dico così, secondo me non ce la fa. Non ce la fa. Vabbè, Non ce la fa. d'altronde è capitato anche ai grandi maestri inglesi nel 74 e nel Eh, 78 di non riuscire a qualificarsi, no? E che quindi, nonostante questo grande incensamento del calcio inglese in questo momento, loro alla fine hanno perso in casa contro questa povera Italietta e alla fine se vai a vedere la nostra bacheca è molto carica di coppe rispetto a quelle inglesi. Sto parlando ovviamente Fulvio, di ricorda nazionali. i famosi ridolini della Corea, eh? Ricordati. Eh sì, Te li beh, ricordi? lo so, d'altronde abbiamo perso Se la quella, storia insegna qualcosa, ricordiamoci i famosi ridolini, dicevano che erano ridolini, quelli della Corea. E visto che fine si è vabbè, fatto? c'è stata pensa che la Corea, si continua a parlare della Corea dell'Italia quando la Corea nel 2018 in Russia ha inferto una sonora sconfitta ai detentori, i tedeschi, non riuscirono neanche a superare il turno in Russia, no? Quindi quando dicono ma il calcio in tedesco è così ben strutturato, ecco, quindi io non sono abbastanza, io difendo, ho il dente avvelenato riguardo a questo perché effettivamente noi non possiamo sempre autoflagellarci, che ci siano problemi lo sappiamo, però non voglio entrare in una polemica perché la tengo abbastanza a cuore questa cosa e quindi direi che a questo punto la cosa migliore da fare è ritornare su quelle che sono le partite della 15ª giornata, eccola qua, quindi le riguardiamo e domando a voi quale partita al di là dell'appartenenza calcistica andreste a vedere, proprio una partita interessante per qualche significato che ha appunto insito. Atalanta-Venezia, quindi qua abbiamo un Atalanta che incontra il Venezia e quindi è una verifica come dicevi tu prima Richard. Sì. Fiorentina-Sampdoria, la Sampdoria sta ritornando, la Fiorentina ha perso con l'Empoli, quindi insomma bisogna vedere. La Juventus che va in campo, va a Salerno contro l'ultima in classifica, il Verona che incontra il Cagliari è in difficoltà in questo periodo, l'Inter che incontra lo Spezia, ma è una squadra un po' strana la Spezia, quindi bisogna fare attenzione. Il Bologna-Roma, una bella partita difficilotta per la Roma. Il Genoa-Milan, qua c'è il Milan che incontra il passato, ovvero sia Shevchenko sulla panchina del Genoa. Sassuolo-Napoli, partita anche questa godibilissima. Torino-Empoli, Lazio-Udinese. Quale andreste a vedere di queste? io andrei a vedere Sassuolo-Napoli, perché secondo me sarà
la più vivace. La più vivace, Sassuolo-Napoli, effettivamente è vero. E Richard? Partite di cartello o derby importanti non ce ne sono. Andai a vedere Lazio-Udinese perché Sarri è in punta di forchetta a Roma ormai, è stato Ah, criticatissimo. Vorrei vedere come si comporta la Lazio in questa, cioè non può che vincere, diciamo, ma vediamo anche come però. Quindi ok. Vabbè, insomma, questa è una cosa. Qua c'è sempre il nostro Biagio Castagna che si inserisce, dice lui, dice Inter Spezia, la radiocronaca che farà lui, e Sassuolo Napoli per vedere come va a finire. Effettivamente, dopo aver visto il Sassuolo giocare molto bene a San Siro, evidentemente è una è appetibile come partita in sé. Insomma, indubbiamente il Milan l'altro giorno, ieri, ha raggiunto la seconda sconfitta consecutiva. A momenti rischiava anche la testa se l'Inter poteva anche andare a vincere il derby, però l'Inter ha giocato indubbiamente meglio in quel derby, ha avuto dei rigori in movimento e non è riuscito a segnare. Sembra un trend un po' negativo, forse ha cambiato troppo ieri, forse perché ci sono troppe partite ravvicinate, forse perché ci sarà una partita importante con Liverpool settimana prossima e quindi magari questo turnover in questo momento storico crea comunque dei problemi. Ha fatto bene o ha fatto male Pioli, che è stato appena riconfermato sulla panchina del Milan con il rinnovo del contratto? Ha fatto bene a fare un po' di turnover Bakayoko al posto di Kessie, ha messo subito Ibra, perché Ibra poi certe volte non parte sempre dall'inizio. In difesa c'era Romagnoli, Magnan, il portiere, ritornato subito, però ha preso anche dei gol abbastanza imparabili, quindi non è stata una grandissima colpa. Carlo? Fulvio, mi chiedi troppo. Non arrivo a tanto. Io poi, tra l'altro, come posso dire, il mio giudizio non è libero, vado molto con simpatie e antipatie. Ah, Hai detto un nome, Ibrahimovic, a me non è mai stato simpatico per come ho sta in capito. campo, per la cosa, quindi è condizionato. No comment, ecco, forse questa è la risposta Beh, migliore. vabbè, apprezzo la tua sincerità da questo punto di vista. Anch'io non trovo che sia un personaggio su cui andare troppo a ricamare, però non perché sono interista, perché è fastidioso avere un giocatore così centrale, in tante autoreferenziale, basta, insomma, no? Quindi un po' anche come Cristiano Ronaldo, no? Per dire, esatto, no? lo stavo Giocatori a dicendo un io. certo momento basta. Richard, il Milan ha fatto male a fare un po' di turnover, anche se magari era anche un po' obbligato per alcuni infortuni che aveva. Sì, il turnover ci sta, si spera solo che la panchina del Milan sia la Serie A del Sassuolo, cosa che non è stata, qualcuno ha mancato, però il turnover ci sta, insomma, ecco. E non si aspettavano nemmeno loro una sconfitta così, però ci sta anche la sconfitta. Diciamo che il Sassuolo in quel caso lì, come sarà la Macedonia, non hanno niente da perdere, giocano il loro calcio bello, libero, aperto. Il Milan non l'ha affrontato con Con la la giusta, condizione sì, poi è giusta. andato in vantaggio subito, probabilmente ha pensato di aver scollinato subito l'impegno, invece Sassuolo ha giocato molto bene, è stata una bella... Allora, adesso andiamo un po' a saltibeccare, abbiamo un po' di foto, vediamo una foto, Mi fai paura. alla Non so cosa. foto questo personaggio, eccolo qua. Richard Milella assieme a Renzo Arbore, quindi che calciatore del passato, a chi può essere equiparato? Facciamo un piccolo gioco. Un Renzo Arbore cosa potrebbe essere? Un grande capitano? Ma non saprei, mi hai colto di sorpresa, non saprei, diciamo un giocatore che ragiona, un giocatore che fa gioco, un giocatore che distribuisce gioco, non un goleador perché non ha No, questo spirito da, no, però uno che distribuisce gioco è al sicuramente. centro di un'orchestra, potrebbe essere un Pirlo. Ecco, un giocatore del genere. Stavo dicendo un Rivera, ma mi sembrava di esagerare, però va bene, No, Pirlo no, può essere uno. esagera, senza problemi. Ecco, vabbè, poi ne vediamo un altro. Questo,
questo 78-77 anni, credo, batterista, PFM, 76. Franciccioccio. Adesso è uscito col nuovo disco, premiata Sì, Forneria Marconi, saranno in tour. Qualcuno dice che è bello, qualcuno dice che non è la premiata di una volta, ma già così si contraddicono. Non è la premiata di una volta, non è la perché premiata del manca, 72, del 77, dell'80, è la premiata del eh, 2022. manca anche un Diciamo. chitarrista famoso. Sì, Manca Mussida. posso fare una Sì, piccola parentesi. Gennaio dell'anno prossimo, anzi nel 2022, saranno i 50 anni dell'uscita dei due LP in un anno di successo della premiata Forneria. A gennaio del 72 uscì Storia di un minuto, la carrozza di e, Hans. esatto, e Festa, Storia di Hans, e nel novembre uscì per un amico i due LP più celebrati della PFM, e Che che già meraviglia. poi, sono 50 anni. E Bene, penso che ci saranno anche delle celebrazioni per questi due LP. Non bene. dico da parte di chi, non dico da parte di chi, ma ci saranno delle celebrazioni. Ah, va bene, va bene. Quindi c'è di mezzo Richard, va bene, molto bene. Esatto. Abbiamo qua invece un altro personaggio, questo legato a Carlo. Ah. Vabbè, questo mi ha fatto piacere rivedere perché abbiamo tre personaggi davanti a Pippo, si intravede, si intuisce che è Pippo perché è un'opera di Carlo. Abbiamo Carletto Muraro, che è Sì. grande ala dell'Inter degli anni L'Inter. 70-80, che vinse anche lo scudetto 79-80. Ecco, insomma, a parte il fatto l'atleta, la persona che conosciamo, era comunque un giocatore di spessore, no? Vero Carlo? Beh, per me, io gliel'ho confidato, gli ho fatto proprio questa confidenza. Per me da ragazzino Muraro era il mio Cruyff. Io quando lo vedevo involarsi sull'ala, per me era poesia. E poi io ho avuto la fortuna di vedere l'esordio Anch'io, di Carlo Muraro, è vero. perché mio papà mi portava nei distinti, no? E mi diceva, ah, Pensa guarda, anch'io. oggi ci sarà un esordiente, Quella eccetera, stessa eccetera. partita eravamo tutte e due allo stadio. Pensa, non ti dico Ecco, l'anno, andate a vedere in ecco, Wikipedia, era un Inter Cagliari, persa E 1-0 poi, col e poi, Bologna. esatto, ed era la prima sconfitta che io vedevo, quindi ricordo perfettamente il percorso che feci per mano di mio padre da San Siro a casa, che abitavo vicino. Con le Io orecchie guardavo, basse. no, no, io guardavo per terra, non c'erano le orecchie, tutta la testa era a terra. Insomma, un debutto non dei migliori. Richard, del tuo Eh, debutto calcistico, qual è la prima partita che hai visto da qualche parte? Non so se a Bergamo, a San Siro. No, io ricordo di aver visto una partita, avevo forse 7-8 anni. Mio padre, che abitavamo a Bergamo, ma lui è pugliese, mi portò a Como a vedere Como Bari, Come pensate, va? a Como. Erano tutte e due in Serie A, adesso non so dove sono finite le squadre, ci sono ancora? Credo Eh che il sì, Bari sia certo, fallito. ovviamente. No, Serie B, Serie B. Serie Forse il B? Bari è in Serie C, beh, il Como è in Serie B. Ecco, mi Beh, portò a Bari, vedere sì, il Como, Bari, il Como Bari è in C, confermo, in perché ho C. guardato i destini ultimamente del Credo che Palermo abbia visto sì, i e sì. destini Bari è. societari comunque, no? Ecco, mi Ecco, portò a vedere Como Bari e ricordo certi giocatori del Bari, Mupo, Cicogna, Erba, questi nomi così. mh, Avevo 7-8 anni, ecco, non ricordo la partita ovviamente, non ricordo com'è finita, ma ricordo che abbiamo preso il treno da Bergamo, siamo andati a Como, abbiamo fatto il giro del gelato e poi Como Bari, quella. Credo che abbia perso il Bari, credo che abbia perso, ho come capito. era Invece la consuetudine. mia seconda partita mi portò mio padre a vedere un Milan, io interista, un Milan Bari, dove c'era in panchina il famoso Oronzo Pugliese, Pugliese, sì, da sì, cui sì. poi Emilio Banfi ha preso la parola, il nome Oronzo Lorenzo Canà Canà. per i suoi eccetera eccetera, e il gol fu segnato da Nestor Combine e vinse il Milan. Va bene, allora abbiamo fatto un po' di amarcord che intristiscono un po' questi amarcord, però andiamo Ma avanti. no, non intristiscono, No, dai. scherzo. Intristiscono Poi voi, io,
Poi Fulvio, io non te l'ho mai raccontato, ma le superiori, io Sì, frequentavo un istituto privato, sì. un istituto tecnico privato, dove approdava tutta la primavera del Milan. Io in classe avevo a fianco Chico Evani, Ah sì, sì sì, Icardi avevo sì, è dentro, vero, della stessa eh, Romano? Romano? Romano. Romano, e ricordo perfettamente che un giorno venne la Gazzetta dello Sport a fare un servizio ed eravamo tutti lì a guardare, no? Che cosa Questo che stava succedendo. classe? Che classe? E beh, loro arrivarono, noi eravamo già in terza superiore e vennero annessi e vennero distribuiti. C'era anche Incocciati, può essere, Ciati? dico Sì, sì, male? Sì, sì, sì. sì, arrivarono tutti. Beh, Icardi, era Erano quel lì. Milan. Questi erano poi, adesso io ti ho citato i nomi di quelli che molto probabilmente si sono affermati meglio, ma ce n'erano Sicuramente altri 10 o 15 che giravano. c'era un tale Carotti anche, credo. Vabbè, Carotti, brava, hai detto Carotti. giusto. Potrei dirti anche un Coppola che era un armadio, era immenso, e allora E era beh, la insomma, primavera, ma incuteva paura, faceva fatica a passare dalla porta. e quando dicevano che appunto i ragazzi dovevano anche studiare, c'erano appunto questi... Sì. ehm, convitti, scusa? sono i convitti in cui C'erano i mandavano conviti dove fuori. esatto, venivano poi mandati a studiare. Vabbè, insomma, è giusto perché altrimenti il calciatore degli anni 50-60 era un calciatore che pensava solo a giocare a pallone. Vabbè, diventava una cosa anche negativa perché la carriera era anche più breve. Abbiamo altri personaggi, eccolo qui, questo. Il Abbiamo grande qua Vasco. Richard con Vasco Rossi, in una discoteca, un festeggiamento, un qualcosa. Vasco Rossi, ti domando sempre che tipo di calciatore è, a chi potrebbe essere equiparato? Un Ma Vasco centravanti in Rossi sfondamento? giocava ed è credo sia ancora adesso un tifoso del Bologna, credo. No, Eh, ma dico nella fantasia, visto che ci piace scherzare. sto pensando cosa potrebbe essere un fantasista, potrebbe essere un vecchio giocatore dell'Atalanta, non so se ve lo ricordate, come fantasista, Augusto Scala. Sì, 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 sì. Un pazzo, però con una toccata a volte risolveva le partite. Per 89 minuti stava seduto stava dalle parti dell'ombra quando c'era il sole, però poi con un minuto risolveva la partita. Sì, sono Augusto quei Scala, sì. calciatori che non esistono più perché fanno abbastanza incavolare, perché Sì. specie adesso in un campo in cui Dove nel devi calcio correre, farti vedere, adesso non puoi più adesso non puoi più, no, ma nel senso che adesso tutti devono, c'è un bilancino, no? partecipare, Ognuno sì, deve sì. partecipare, quindi c'è la parte fisica che è molto importante. Vediamo invece quest'altra foto che mi piace molto. Qui abbiamo l'omino Michelin, quindi c'è tutta un'opopea di opere che ha fatto inizialmente, perché è stato uno dei primi soggetti, forse, no? Giusto, Carlo? Sì, sì, il soggetto, quello di Omino Michelin, è un soggetto che io ho preso molto in considerazione anche perché nasce da un vero e proprio incontro che feci proprio da bambino. Non so se è presente quando sulle spiagge venivano fatte le promozioni, no? Dove È c'erano dei vero. personaggi che avevano i gadget. E io ricordo che un giorno arrivarono due Vivendum sulla spiaggia e io che di solito ero talmente piccolo che non riuscivo mai a prendere un premio, sai, dei biscotti Plasmon piuttosto che la canoa gonfiabile, cose del genere, uno di questi mi venne incontro e mi diede in mano un gadget. L'omino era immenso, io gli abbracciai una gamba. Guarda, pensa che quell'oggetto io lo tengo ancora qua. Se vuoi vado fuori camera, te lo prendo e te Va lo bene, faccio va vedere. bene, va bene, va bene. Guarda, te lo Perfetto, prendo subito. perfetto. Mi hai ricordato che si chiama Bibendum quel tipo lì, quel Bibendum, ma tipo pensa che di è un personaggio che rimane nel Bibendum. cuore di ognuno, no? Perché sono Tutti lo personaggi chiamano Allora, Omino Michelin, ma lui è allora, Bibendum. questo qui è un oggetto originale. in plastica, era un rompicapo, bisognava togliere le ruotine dalla sagoma e questo qui è datato
1967 e l'ho tenuto. Ero già vecchio. Insomma, la bellezza di 54 anni, quindi insomma... Non me lo dire, ti prego, non me lo dire. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Quindi questo anche per dire cut. Ecco, adesso forse il logo non è più questo cut, giusto? È sempre questo? Ho provveduto a registrare un marchio che poi è quello del timbro, Sì, quindi è esatto. quello Quindi col cut. quale io, sì, ce l'ho qua dietro, è il timbro con il quale io timbro poi tutti i Eccolo quadri lì, che quindi cut. faccio dietro, questo Ok. qua. Sì, sì. Andiamo a vedere altri personaggi e qui abbiamo la signora della discografia, Mara Maionchi. Ecco. Mara Maionchi, con cui ho lavorato tanti anni fa, l'ho conosciuta nel fine anni 80 e alla Ricordi, e mi aveva dato un disco, perché facevo un po' il promoter per la Ricordi, mi aveva dato un disco, una serie di dischi di questa persona, e mi ha detto vai e azzanna perché questa sarà un nome. E il disco era America di Gianna Nannini, E primo beh, successo vero di Gianna Nannini. E che poi è ci siamo stato, ritrovati. che è stata forse la prima vera scoperta, forse, no? Della Maionchi, no? Il grande personaggio, no? Con cui Beh, forse no, è partito. Maionchi lavorava già per le case discografiche, ha lavorato anche molto per spingere anni prima la Vanoni, per esempio. Quindi non si Sì, può dire che fosse proprio il primo personaggio in assoluto. È il primo personaggio in assoluto in cui lei ha curato tutto. esatto, quello che voglio dire, perché poi parlava appunto di altri personaggi, ma era un po' questo il personaggio completo. Poi vabbè, insomma, la Nannini era una novità, no? Nel panorama all'epoca, no? Rock degli anni 70. Anche se abbiamo avuto delle difficoltà con quel disco da promuovere, perché aveva una copertina abbastanza particolare che molti negozi non volevano esporre perché avevano paura di essere così tacciati o censurati. Te la ricordi la No, copertina? non me la ricordo. No, E andrò a la vederla. riassumo: la Statua della Libertà Sì? invece della fiaccola aveva un vibratore. Tutto lì. Ah, E quindi adesso farebbe ridere, però allora avevamo beh, dei oddio, problemi. farebbe sempre un po' pensare, anche adesso, quindi... Senti, vediamo un attimo invece a Carlo, eccolo qua, questo è un abbraccio futbolero ed è un po' una linea di quello che si diceva prima del museo, no? Del museo di Palermo, no? Che riguarda le aquile, Sì. quindi penso che sia più o meno la stessa dimensione o ancora più Sì, grande. allora, no, è di quella dimensione perché allora, quello che adesso tu stai proiettando è un collage di top player. Grandi calciatori. Esatto, Palermo quando è stato interpretato più che altro voleva far vedere l'evoluzione della maglia nel tempo. Torino, quello che fece per Torino era fedele alla formazione che cadde al Superga. Di questi qua di top player ne ho fatti 2 o 3, questo sì. Ecco, qua adesso devo cercare di vedere un attimo. C'è Yashin, C'è Yashin, Cafu, Maldini, Maldini, Zanetti, Beckenbauer, Varela, Best, Guerra, Gerrard, Di Di Stefano, Di Stefano, Stefano, Maradona Maradona che è l'unico un pochettino più corto, e perché Cruyff. chiaramente dovevo Cruyff. distinguerlo, e Cruyff, sì, è vero, è vero. è Vabbè, leggermente insomma. più corto. Bene, poi andiamo a vedere le ultime foto velocissimamente perché mi piace corredare la trasmissione. Abbiamo quest'ultima per Richard, e qui abbiamo uno di quei personaggi abbastanza silenziosi, no? Nella vita musicale, che poi zitto zitto ha fatto veramente dei grandi successi, anche specie col sodalizio Mogol, e poi anche Un grandi Mogol, sì. canzoni con Dalla Morandi, insomma tantissime La carriera collaborazioni della con la Bertè, la Bertè e carriera la della Vanoni, Mannoia. Sì, sì, sì. la Vanoni, Mannoia. Mannoia. Sì, si è fatto molte cose. È un personaggio non molto riconosciuto a livello nazionale, Esatto. però come compositore è stato molto in gamba. Ecco, sì. È ancora tuttora
Sì, un sì, ottimo su compositore. Instagram ieri c'era una foto insieme. Sto lavorando per una nuova canzone con Mogol, ecco, quindi non smettono mai. E Ecco, Mogol poi passa gli 80 e 85 anni Mogol, ma è sempre attivo, lo vedo anche sta portando in giro uno spettacolo tutto suo, quindi non in smettono gamba. mai, insomma, ecco, In sì. gamba, non smettono mai, ecco, insomma, quindi quest'altra foto invece abbiamo Kat che sta lavorando ai soggetti che riguardano l'iconografia del fumetto, e quindi sono sempre degli oggetti, dei soggetti riconducibili ovviamente dei fumetti famosi che fanno parte di un po' della nostra storia, della nostra vita, della nostra infanzia. Quindi la passione si vede proprio da queste cose, no? Di andare in qualche modo a recuperare quella sacca emotiva, no? In qualche modo che è dentro di noi, nel recupero appunto di immagini, di iconografie. Per questo dico, come Warhol sei un artista pop, ci sono i brand, ci sono i soggetti, e Ma quindi lo fai da... posso fare una domanda a Katz? Vai. Come mai tagli tutti i soggetti? Questioni di copyright, forse? No, beh, questa qui era O è una... una tua firma? Allora, no, questa qua era una serie che era stata dedicata tutta ai piedi, perché secondo me, sui fumetti in particolare, tutti quanti ritraggono il volto, ma spesso e volentieri i personaggi sono riconoscibili dai piedi stessi. È stato così Beh, non sinceramente... al punto da dire un gioco intellettuale, sarebbe dirlo No, troppo. però sinceramente è proprio Ecco. vero che si riconoscono tutti, eh? Ecco, comunque l'osservazione è pertinente che mi hai fatto, Richard, perché comunque in queste situazioni bisogna anche Attenti. attenti, ma anche, insomma, anche avere un riguardo, ecco, chiamiamolo così. Beh, Chiamiamolo così. c'è anche un discorso in qualche modo in cui anche l'intelletto deve essere dato un po' di spazio Certo. rispetto anche alla cruda rivendicazione da No, parte no, di ma un brand, no? Cioè, guarda, lo dice a uno che è molto sensibile su quell'aspetto. Te ne posso raccontare una di recente. C'è un illustratore che a me piace moltissimo, che è Osvaldo Casanova, sì, e, conosco. io avevo una parete libera in laboratorio, ho detto, volevo fare dei quadri per me. Ho preso 3 illustrazioni sue e le ho realizzate. Poi ho detto, qua in studio mi vengono a trovare, qualcuno fa una foto, la fa scattare, facciamo così, senza saperne leggere né scrivere. Ho chiamato Osvaldo Casanova e gli ho detto, guarda, io sto facendo questa cosa, la sto facendo per me, non ne faccio mercimonio, dimmi se ti dà fastidio. Mi sono presentato proprio a mani alzate, e questa cosa poi alla fine ha fatto piacere, perché è un modus operandi che insomma si è un po' perso come Sì, stile beh, nel tempo. basta mettersi d'accordo. Va bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi, quindi siamo anche andati oltre, perché qua il materiale ce n'era tanto per ciò che riguarda ovviamente la vostra attività, le vostre attività, per le quali io voglio che ci sia un futuro luminoso in tutte le direzioni. A Richard, una ripresa totale dei suoi festival, dei suoi incontri, dei suoi concerti, e indubbiamente, e forse riusciremo ancora, magari un Ma po' in inverno un po' più devo tranquillino, ma poi in devo estate dirti, magari migliore. semplicemente devo dirti che ne ho in programma a gennaio, febbraio, marzo alcune manifestazioni musicali, fra cui appunto la PFM 50 anni, però non so ancora adesso se riusciremo a farle. Se torniamo ancora con le chiusure o con gli ingressi limitati, siamo proprio al... Vabbè, senti, vabbè, mi raccomando, lasciami un ingresso da parte per la PFM, mi Sì, raccomando. sicuramente. Va Vabbè. bene, grazie Richard per aver partecipato. Grazie a voi dell'invito, e Dai. auguri al nostro artista con le sue lattine Campbell, visto che è riconoscibile per certe cose anche come È Andy pop, Warhol, quindi è pop, quando è pop. vedrò un fumetto tagliato a metà capirò che l'ha fatto Kat. Va bene? È Cat Grazie tagliato. Richard, ciao.
Va bene, Kat, grazie anche a te per aver partecipato Grazie. a Che Calcio Che Saluto a Fa. Alla tutti. prossima, grazie a tutti e due. Abbiamo passato un'ora e ci siamo divertiti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Bene, siamo arrivati alla fine ovviamente di Che Calcio Che Fa. Grazie per aver seguito la nostra trasmissione. Noi ci vediamo per la rassegna Equilibri domani sempre alle ore 17 e giovedì invece con diretta libro sprint. Grazie ancora per aver partecipato, grazie agli ospiti che sono intervenuti. Buona serata.